Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da l'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè corretto, da lunedì 13 febbraio alle 8:30 con Maria Francesca Chiappe, su Radiolina. Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. 7 febbraio, 27 febbraio, bentornati, buon pomeriggio. Ecco, questa è Casa CUS Cagliari di Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Che cos'è Casa CUS? È il programma che ogni venerdì vi racconta le storie che arrivano dal centro universitario sportivo Cagliari Town. Lo facciamo come sempre con i nostri ospiti, lo facciamo come sempre con i nostri 10 settori che ogni venerdì ci raccontano un po' quello che accade. Lo facciamo anche con tutte quelle che sono le iniziative, le manifestazioni che si svolgono come sempre a Sa Duchessa, ma anche a Monserrato, ma anche nel polo nautico di Via dei Calafati, che diciamo è il nostro terzo punto al CUS Cagliari. Siamo in diretta, ricordiamo quelli che sono i nostri contatti, come sempre in diretta sulle nostre pagine Facebook del CUS Cagliari, di Radiolina e dell'Unione Sarda, e poi ovviamente il nostro numero WhatsApp 340 87 15 015, numero da cui insomma potete comunicare anche con noi e raccontarci un po', anche commentare insieme a noi quella che è la nostra puntata. Due temi principali di questa puntata, la 19ª di questa stagione. Si parla di scherma e si parla anche di hockey su prato. Di scherma ne parliamo con Andrea Tiana e Tarben Amara. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao a tutti. Ciao Andrea, ciao a tutti. Bentrovati in realtà, perché insomma siete degli abitué in qualche modo di Casa CUS. Parliamo spesso del settore scherma, ne parliamo questa volta anche perché si terrà un'importante gara nella giornata di domenica, e direi che questo potrebbe essere il punto da cui partire, Andrea. Sì, è un piacere annunciare che il campionato regionale assoluti di spada, che è una gara tra le più importanti del calendario regionale, quest'anno per la prima volta sarà abbinata al primo Memorial Piero Falqui. Piero Falqui è stato un cusino doc, prematuramente scomparso purtroppo nel 2018, è stato uno spadista che non esitiamo a definire tra i più forti di tutti i tempi per la Sardegna, 2 volte campione italiano. Quindi insomma un'importante occasione, appunto, anche che ci fa rivivere un po' quello che è stato il passato del CUS Cagliari. Possiamo iniziare subito, caro Fabio, che ringraziamo in regia, mostrando alcune delle immagini che abbiamo già pubblicato sui nostri canali social. L'iniziativa, la manifestazione di domenica arriva anche in una data importante, ovvero nell'anno del 60° anno della sezione della scherma CUS. Sì, proprio così. Nel 1963 al CUS Cagliari ufficialmente iniziò la pratica della scherma. Le foto che state vedendo sono relative a quegli anni, ai primi anni 60 ma anche 70. Da lì tutto è partito. Siamo ancora operativi, anzi in piena salute dopo i 2 anni di Covid che un po' ci hanno rallentato. Invece quest'anno abbiamo una bella infornata di nuovi bambini e bambine che sono anche le più agguerrite. Ecco, specifichiamo questo, lo vogliamo raccontare, insomma. E quindi è un piacere, insomma, festeggiare questo 60° anno di attività così, in forma, diciamo. Diciamo il collegamento con Tara potrebbe essere che abiti vicino a Via Cortelappello, che diciamo è la prima sezione, è la prima sede del CUS Cagliari di scherma. In realtà poi, insomma, tu sei uno spadista, lo diciamo qualche giorno fa anche al CUS, che ha visto la nazionale da vicinissimo, no? Hai fatto alcune gare importanti anche a livello internazionale. Ti chiedo un po' quanto è importante trasmettere il tuo percorso anche ai più piccoli, ai più giovani, perché poi alla fine questo forse è quello che conta di più. Penso che sì, le basi si costruiscano soprattutto in età, diciamo, giovane. Molto giovane. Io ero, per dire, quando ero un ragazzino, senza pensare ovviamente come un bambino deve pensare, pensa soltanto a giocare e a divertirsi con uno sport sano, in un ambiente sano. Avevo un desiderio che poi si è realizzato. Non direi realizzato, però il progetto anche molto a livello infantile era quello di cercare di poter fare qualcosa nella palestra in cui ero cresciuto. Ero molto affascinato dalle storie di calciatori
che diventavano delle bandiere, per esempio, o che rimanevano per tutta la carriera in una squadra, e sono sempre stato molto affascinato da chi ha rinunciato ad andare in un palcoscenico più importante per fare qualcosa a casa sua. Io lo pensavo come un ragazzino di 15, 16, 17 anni, molto scioccamente, senza pensare che però poi in un futuro molto più lontano sarebbe potuto, appunto, come hai detto tu, non realizzare, però entrare in qualche palcoscenico di cui avevo perso le speranze una volta compiuti 22-23 anni, che sono poi gli anni più difficili per uno schermidore in Italia, in cui si capisce se si può andare veramente avanti oppure se la strada da intraprendere può essere un'altra. Anche perché a differenza del CUS rispetto a di altre società sportive, rispetto a quelli che sono, diciamo, i gruppi di polizia, di finanza, di militari in generale, è che le società sportive come questa hanno un po' più di difficoltà, no, a ingranare anche a livello nazionale. Lo scopriremo poi anche con i ragazzi di atletica leggera, con Elisa e Andrea, che partono per gli assoluti indoor. In realtà poi quando tu parti da una realtà piccola come il CUS rispetto ai gruppi, no, le fiamme gialle, le fiamme oro, per fare due nomi, è sempre più complicato, un po', diciamo, fare un po' di sportellate e gomitate per farsi strada, no, Andrea? Beh, diciamo che oltre ai gruppi sportivi militari, che di fatto sono gli unici che garantiscono a un atleta una retribuzione per fare lo sportivo, in generale fare scherma in Italia, io faccio sempre questo paragone, è come giocare a basket negli Stati Uniti, cioè siamo in uno dei posti al mondo dove il livello è più alto, quindi una realtà come Cagliari, comunque periferica anche banalmente geograficamente, è una bella sfida. Comunque non siamo così tanto piccoli, il CUS Cagliari sulle circa 300 società di scherma in Italia è, devo dire, da più di 15 anni ampiamente nel primo terzo delle società, con qualche punta di eccellenza come la spada maschile a squadre, in cui militiamo in B1 e niente, siamo una società, una bella realtà. Ti dico un po' i numeri, che tanto tu comunque sei a memoria, perché buon Andrea li hai preparati, quindi li diciamo anche ai nostri amici all'ascolto. 100 atleti, 3 maestri, un'istruttura nazionale, le 4 squadre, la spada maschile in Serie B1, il fioretto femminile in B2, la spada femminile in C1, il fioretto maschile in Serie C, i progetti con le scuole, che sono forse anche un po' il legame che avete voi insieme agli ospiti che ospiteremo tra poco, perché è quello che è importante, quello che è fondamentale per chi fa sport, è anche il rapporto con le scuole, perché se non c'è un rapporto con le scuole poi è difficile portare i bambini che magari la scherma, l'hockey, la canoa, che ne so, altri sport difficilmente poi ci vanno a contatto, che magari gli sport più importanti sono il calcio, il basket, il volley, il tennis, che sono, diciamo, quelli più praticati in Italia, ma per un bambino forse avvicinarsi alla scherma con i progetti scolastici è molto più facile. Diciamo che il rapporto con le scuole è fondamentale, nel senso che anche per quanto riguarda il nostro percorso sportivo e progetto sportivo, che è quello appunto di creare una specie di cantera nostrana con bambini che iniziano a fare scherma da noi a 7, 8, 9 anni, che fino a che arrivano all'università, o nei casi in cui rimangano anche qua a Cagliari, continuano sempre a fare scherma. Adesso che hai citato anche le squadre, l'anno scorso siamo stati in grado per la prima volta di poter piazzare 4 squadre ai campionati nazionali, interamente composte da ragazzi cresciuti nella nostra palestra da quando hanno 6, 7 e 8 anni. E per quanto poi c'è anche un po' di rammarico, perché 3 squadre su 4 hanno mancato la promozione nella serie superiore per una sola stoccata, capiamo che c'è proprio un nesso diretto tra la scuola, e quindi iniziare in età scolare, e poi la crescita in adolescenza fino ad arrivare all'età universitaria, diciamo. Ripartiamo dal punto in cui siamo partiti, anzi chiudiamo quel punto in cui siamo partiti, ovvero la gara di domenica a Saduchessa. C'è anche un altro aspetto importante che magari ti riguarda un po' più da vicino, caro Tar, perché il premio Prime Lame, giusto? Si chiama così, no? Sì. Te lo racconti? Del premio? Sì, no, dico nella gara la prima prova regionale. È un'ottima occasione per chi non è ancora in età agonistica, quindi i bambini di 8-9 anni, per iniziare a fare, diciamo, una garetta, che è un'ottima possibilità di confronto con
anche bambini di altre palestre che loro non conoscono, e per farli affacciare in un contesto di competizione, anche se poi la gara è strutturata in modo un po' diverso rispetto alle gare degli agonisti. Di fatto poi anche alla fine non c'è una classifica, certo, ma tutti saranno premiati allo stesso modo, diciamo, per affacciarsi a quello che poi sarà invece una lotta nei prossimi anni probabilmente. Ricordiamo quindi l'appuntamento domenica dalle 9:30, il campionato regionale assoluti spada, ma anche sciabola, lo diciamo insomma perché c'è gareggia anche per la sciabola, primo memorial Piero Falqui, lo organizza il Cuscaglio, lo organizza il comitato regionale della FIS, che è la Federazione Italiana Scherma. Andrea? Sì, no, diciamo che abbiamo notato che questo appuntamento, oltre all'aspetto sportivo, perché ci saranno gli atleti sardi spadisti più in forma del momento, è diventato anche un modo per rincontrarsi, perché comunque l'aver associato la gara alla memoria di Piero, per tanti che magari per percorsi di vita diversi si sono un po' distaccati dalla realtà schermistica, invece è l'occasione per tornare a frequentare un palazzetto, tra l'altro ristrutturato, il Pala B è stato appena risistemato, e per la scherma le nuove luci tra l'altro sono molto efficaci rispetto a quella che c'erano prima, e quindi abbiamo avuto già dei riscontri come Songini, che è stato un campione degli anni 70, che verrà, Paolo De Angelis, magistrato, compagno di allenamento di Piero, verrà a trovarci. Insomma, ed è diventato un modo proprio per rivedere i vecchi amici di una vita in pedana. Quindi l'appuntamento è alla Pala B domenica dalle 9:30, e poi ovviamente sui nostri social, perché vi racconteremo per immagini quella che sarà la mattinata al Pala Cus B. Grazie Andrea Tiana, grazie a Tarbera Mara. Andiamo dalla nostra Giulia Innocenti, che oggi ci porta nel magico mondo della ginnastica dolce. Andiamo un po'. Ciao a tutti, oggi ho fatto un salto in campo per il corso di ginnastica dolce. Diciamo che era un po' inevitabile visto che il corso è tenuto da me. Qui ho parlato con Bruna, Karin, Gioia, Clara, Leontina, D'Angio, Paola Pirus. Qual è il tuo esercizio preferito? addominali sul tappetino. A me piacciono molto gli esercizi per le braccia, quindi il plank mi piace moltissimo perché è molto completo come esercizio. Gli addominali sul tappetino. E gli esercizi in piedi, camminando. Mi piace molto il tappetino. Ok, qualcuno doveva pur dirlo. Lo squat. La corsa. Chi è il tuo idolo sportivo? Un idolo sportivo vero e proprio non ce l'ho, ma mi piace qualche sport particolare, magari più da guardare. Per esempio il tennis mi piace, il nuoto lo guardo volentieri. La mia sportiva preferita in questo momento è Paolo Egonu, per tutto ciò che rappresenta. Posso dirlo? È il colonnello di cavalleria Tonino Gutierrez, che adesso ci avrà almeno 30 anni più di me, cioè non c'è più, che era diventato primatista mondiale di salto in alto, ma non so più in che data, insomma era già un idolo quando ho cominciato io equitazioni, quindi, però è rimasto tanto tempo primatista mondiale di salto in alto, quindi mi è rimasto sempre impresso. Poi gli altri non li ho seguiti tanto, devo dire la verità. Ammiro molto Giulia Innocenti, la mia insegnante, e tornando indietro nel tempo mi piace molto Menea, quindi queste cose mi piacciono tantissimo. Giulia Innocenti. Giulia Innocenti. Vi giuro, per dare queste risposte non le ho pagate. Grandi meriti al CUS. Ciao! Ciao! Vabbè, ora che tu non le abbia pagate, cara Giulia, non ci credo. Comunque ringraziamo le signore che anziché 3 mattine alla settimana, dalle 8 alle 9, sono lì pronte, belle, fresche, che sicuramente fanno più attività sportiva. L'hai sottoscritto, su questo non c'è dubbio. Vi faccio la domanda, caro Matteo Vaccaggio e cara Alessandro Turu, ben tornati. Seconda parte di Casa Cus. Ciao, benvenuta. Ciao. Allora, il vostro idolo sportivo? Idolo sportivo? Abbiamo sentito Mennea, Gutierrez, il vostro? Ti fai le difficoltà, Mappi? Sì, Vediamo ce ne sono tanti, comunque a livello, diciamo, personaggi famosi, sicuramente Del Piero, come calciatore. Perché sei juventino questo, vero? No. Però, vabbè, però, ok, no, è giusto specificare. Poi, diciamo, tanti dalla Vezzali, comunque di sport minori che poi sono un po' un esempio anche per chi pratica, come l'hockey su prato, uno sport minore, riescono comunque ad arrivare ad alti livelli. Alessandro, il tuo mito sportivo qual è? Posto che non sono una che ama il calcio, però insomma Maradona sicuramente
vale la pena. Allora, perché sono qua Alessandra e Matteo? Perché il settore hockey su prato, le giovanili del hockey su prato stanno facendo dei numeroni, potremmo insomma così dire, usando uno slang puramente cagliaritano, perché hanno centrato 4 finali nazionali. Ce lo facciamo raccontare bene da Alessandra, così insomma capiamo anche un po' di cosa stiamo parlando. Prego. Abbiamo un bellissimo gruppo di ragazze, sono ragazze di età eterogenea, vanno dai 9 anni ai 15, estremamente affiatate, estremamente motivate, anche se alcune non giocano da moltissimo tempo, quando sono in campo tirano fuori tutto quello che hanno nelle braccia, nel cuore, nella testa e i risultati arrivano. Ricordiamo quelle che sono le 4 serie, le 4 under che vanno alle finali nazionali? Abbiamo già aggiudicato l'Under 18, l'Under 16, l'Under 14 e contiamo di prendere anche l'Under 12. E credo poi di averne dimenticato qualcuna. Adesso vediamo un po', Mappi. No, per ora abbiamo la 21, la 18 e la 14 okay. E adesso inizieranno la 16 e la 12 e poi la quarta, che tu giustamente dicevi, è l'Under 14 maschile, che non va dimenticata, la squadra che segue Domenico Bresciani. E infatti è quello di cui insomma voglio parlare, perché c'è la parte femminile, ma c'è anche la parte maschile, che è quella che appunto segue Domenico, che è un altro degli abitué di Casa Cus quando parliamo di hockey su prato. Vi faccio una domanda che diciamo è un po' classica, ma che si fa in questi casi. Come avete iniziato a fare hockey su prato? Lo chiedo soprattutto ovviamente a te, anche perché poi insomma l'abbiamo detto prima, è uno sport di nicchia, no? Cioè, come si inizia a fare hockey su prato? Allora, io ho iniziato a fare hockey su prato in un camp estivo al tennis club, in cui avevo, cioè diciamo, era un camp molto simile a Estate al Cus, in cui avevi l'opportunità di provare tanti sport differenti. Tra questi, diciamo, mi aveva colpito l'hockey su prato, perché comunque io venivo da degli sport individuali, avendo fatto tennis, atletica e nuoto. Sentivo, diciamo, l'esigenza anche di fare uno sport di squadra. Tra gli sport di squadra mia madre è sempre stata molto categorica sul non fare calcio, e quindi c'è stata questa curiosità verso l'hockey. In quel momento faceva il camp estivo come istruttore Enrico Sainas, che adesso è un mio compagno di squadra e che ha collaborato con me l'anno scorso con le ragazze come allenatore, e niente, quindi è stato anche un po' un ritorno al passato, possiamo chiamarlo così. Alessandra, tra le giocatrici che insomma andranno alle finali nazionali ci sono anche tante che hanno iniziato veramente da poco. Questo pensi che possa essere uno stimolo importante per loro iniziare già insomma da un livello che è un livello anche alto, no? Perché poi si incontrano 6-8 squadre per ogni torneo nazionale. Sì, per alcune sono piccolissime, quindi probabilmente sarà la prima esperienza dal punto di vista sportivo, ma per altre sarà proprio la prima esperienza in cui si muovono da sole, senza le famiglie. Sentono cosa raccontano le compagne più grandi, sono molto incuriosite, sono molto gasate, hanno una gran voglia di vincere, di giocare. E quindi credo che per loro sia più che un'occasione. Tra l'altro, per quanto sia uno sport di nicchia, sono occasioni magari che non è facile in altri sport avere già dopo pochi mesi che si allena, che si è iniziata un'attività agonistica. Tra l'altro è, diciamo, la parte bella dello sport, cioè riuscire a fare grazie all'attività sportiva e alle squadre una cosa che magari non faresti mai. Sicuramente partiranno poi nel corso della loro vita con altre 10 amiche e qualche adulto, sicuramente per il viaggio scolastico, ma probabilmente condividere questa esperienza con le compagne di squadra ha un altro sapore. Sì, assolutamente sì. Mapi? Sì, no, io ne ho fatte tante da giocatore quando ero nelle giovanili, di finali nazionali. È capitato ad esempio l'ultima da giocatore con i playoff in cui siamo saliti in A1, che è stata un'esperienza sicuramente formativa a livello proprio di squadra, di gruppo, che è un ricordo, ecco, che ti porti poi dietro
anche extra hockey. Ne parlavamo prima con Andrea e con Tarber Amara dell'importanza dei progetti scolastici per una polisportiva, per uno sport anche come l'hockey su prato, anche perché tanti ragazzi e tante ragazze giovanissimi arrivano proprio dall'esperienza scolastica e poi arrivano a Sa Duchessa. Tu insomma hai Sì, la mia seguito giornata oggi è anche... iniziata a Ecco. scuola, proprio facendo un progetto, diciamo che noi in questo momento stiamo facendo dei progetti proprio come Cus Cagliari, e altri invece collaborando con Sport e Salute, in cui seguiamo il progetto Scuola Attiva Junior, in cui stiamo collaborando con la scuola media di Via Piceno, la scuola media Cima di Piazza Giovanni, la scuola media di Elmas, e adesso inizieremo anche con la Spano, per cui sempre con Sport e Salute, quindi un'opportunità in più che diciamo il Sport e Salute offre, il CONI comunque, l'ente pubblico offre anche a sport minori come l'hockey di entrare all'interno della scuola, supportarli con attrezzatura e far conoscere anche ai docenti delle realtà che magari non sono così note, quindi è un'ottima opportunità, oltre ai progetti stessi che già portiamo avanti come società e di cui abbiamo già parlato anche le altre volte. Alessandra, 3 cose che consiglieresti a un bambino o una bambina per fare hockey su prato? Intanto di divertirsi, di non arrendersi, perché è uno sport che richiede impegno, soprattutto all'inizio non è facile, ma la cosa migliore è fare amicizia con gli altri e divertirsi, appunto. Mappi, chiudo velocemente con te. Sta per iniziare anche l'avventura della prima squadra nel campionato di A1. Avete già giocato insomma qualche mese fa, ora però inizia il campionato vero e proprio. Sì, abbiamo giocato la Coppa Italia in cui ci siamo fermati al penultimo round, non ci siamo qualificati per la Final Four, che comunque è stato un ottimo risultato perché tutte le squadre qualificate erano di una serie superiore, l'Elite. Noi invece adesso inizieremo il campionato di A1 l'11 marzo, quindi meno di un mese. Stiamo diciamo cercando di chiudere il cerchio con Fernando che sta ultimando gli ultimi dettagli sulla squadra, chiudendo il cerchio nella rosa e niente, stiamo facendo diverse amichevoli. In questo periodo abbiamo sfidato più volte l'Amsicora, che è una squadra di elite, quindi per noi è un'opportunità importante poterci rapportare anche con loro perché è un'opportunità di crescita. Adesso avremo delle altre partite programmate fino ad arrivare all'11 contro la Ferrini e contro la Juvenilia, quindi un'altra squadra di elite e una squadra invece di A1 dell'altro girone però. Quindi diciamo che speriamo di arrivare pronti all'appuntamento dell'11 marzo, anzi invitiamo tutti a seguirci al CUS per le partite in casa. E noi ovviamente insomma lo racconteremo come sempre sui nostri social. Grazie a Mapi Vaccargiu, Matteo Vaccargiu e Alessandra Trudu, grazie ragazzi. Grazie mille. Ciao. Andiamo torniamo al CUS, andiamo per esattezza nella nostra Biblio CUS. Torniamo alla nostra Biblio CUS perché nel fine settimana sportivo numero 6, grazie Fabio, ci è venuto a trovarci Fiorenzo Caterini, che è un autore che insomma è uno dei personaggi che ha scritto anche tanto di Sardegna, sportivo del CUS Cagliari, che ci ha raccontato un po' quello che è il bagaglio sportivo portato nella giornata di adesso. Grazie. Esperienze sportive di questo tipo ti cambiano la vita completamente. Noi siamo fatti del nostro passato, è il nostro passato che ci forma. È sulla base del nostro passato che poi prendiamo le decisioni e ci comportiamo in un determinato modo, facciamo delle scelte. Lo sport è una straordinaria scuola di vita, è una straordinaria palestra di vita che ti insegna a fare leva sulle tue risorse, perché tu hai una perfetta consapevolezza di quello che sei quando sei un atleta, delle tue risorse, e impari a gestirle anche poi nel corso di tutta la tua vita.
La domanda la rifacciamo allora, con calma, era cosa si porta la sua esperienza sportiva nel suo lavoro, quindi anche nella scrittura, anche nel racconto che Caterina ha fatto nella Sardegna con Colpi di scure e sensi di colpa e La notte in fondo al mare, che è il suo primo romanzo. Quindi insomma abbiamo chiuso il cerchio. È un fine settimana importante quello sportivo, lo racconteremo tra poco con le gare del weekend, ma ovviamente anche con Ancona, perché si svolgeranno i campionati italiani assoluti indoor di atletica leggera. Sono 2 atleti che vedremo in pista, i 2 portacolori del CUS Cagliari. In pedana Elisa Pintus e il nostro Andrea De Montis. Andiamo a sentire Elisa Pintus. Ciao a tutti, questo fine settimana prenderò parte ai campionati italiani assoluti indoor ad Ancona nel getto del peso. Nonostante la qualificazione sia stata abbastanza complicata rispetto agli altri anni, sono riuscita ad entrare in graduatoria e quindi l'obiettivo principale è sicuramente migliorare lo stagionale fatto qua in Sardegna. E, insomma, il resto vedremo come andrà. Voi, mi raccomando, fate il tifo per me. Ciao. E noi faremo il tifo per Elisa, ma anche per Andrea De Montis. Ciao Andrea, ben tornato. Ciao. Allora, Andrea è sicuramente al CUS, questo me lo confermi, anche se siamo via collegamento telefonicamente, mentre Elisa si è accreditata, così come dicono quelli bravi, con 13,60 nel getto del peso come stagionale, 14,16 come sua miglior prestazione personale. Tu nel salto con l'asta hai il tuo record di 5,10 metri. Giusto per capirci, raccontiamo. Cioè, 5 metri 10 cosa significa? Cioè, siamo a 2 piani più o meno di una casa normale, giusto? Sì, esatto. Ecco, perfetto, così abbiamo inquadrato bene anche quella che è la distanza. Se non sbaglio è il tuo secondo campionato italiano assoluto. Intanto cosa proverai domani quando tornerai di nuovo in pedana per fare un gesto che avevi già fatto 2 settimane fa e di cui hai centrato il terzo posto come juniores? Sì, allora, sarà sicuramente una bella gara, proverò a migliorarmi perché ovviamente non credo di riuscire a salire sul podio visto la grandezza dei nomi che mi precedono. Sono personaggi veramente fortissimi, qualcuno è pure andato alle Olimpiadi e questo vuol dire tutto. Sì, tra l'altro tu comunque ti sei accreditato con la sesta misura, se non sbaglio, vado a sesta o settima misura, quindi insomma è vero, sono personaggi, sono atleti fortissimi, ma è importante anche essere presenti in questa occasione, giusto? Sì, allora, è molto importante, fa molto piacere tornare a gareggiare lì, perché finalmente mi posso confrontare con atleti che sono ad un livello superiore rispetto al mio e questo dà molti stimoli. Poi sicuramente vado con molta più esperienza rispetto all'anno scorso e anche in condizioni migliori, visto che l'anno scorso purtroppo è andato male, però quest'anno proverò a migliorarmi. Andrea, grazie, in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Noi racconteremo come sempre sui nostri social, quindi sulla nostra pagina Instagram e sul nostro account Facebook. Grazie Andrea De Montis. Grazie a te. Articolo che ovviamente già sulla nostra homepage anticipato da quella che sarà la sfida tra CUS Cagliari e Stella Azzurra. Chiedo al nostro buon Fabio Leoni in regia di andare a mostrare le gare del fine settimana, così insomma le vediamo e le raccontiamo insieme. Si parte sabato con la trasferta della B maschile di volley contro Appio Roma, poi la sfida interna alle ore 16 CUS Cagliari Stella Azzurra Roma. Stiamo parlando di basket a 2 femminile, una sfida importantissima che vale davvero una stagione, come abbiamo titolato sul nostro sito. Poi la sfida di volley Serie C femminile in trasferta, il CUS sul campo della pallavolo Sulcis Cortoghiana. Poi giocherà la Serie C2 di futsal contro Calasetta, e un'altra gara importante, questa volta è un derby nella A2 femminile di futsal tra CUS Cagliari e Santu Predu, sempre al Palà, e poi ovviamente al Pala B, come sempre abbiamo già raccontata, i campionati regionali assoluti di spada e sciabola. Siamo in chiusura di questa puntata. Il nostro Ripamonti lo sentiremo la settimana prossima con un tema molto importante che sicuramente ha bisogno di un po' più di tempo per essere raccontato con molta più calma. Ringraziamo i nostri ospiti in questa mezz'ora come sempre di Casa CUS Cagliari a Radiolina. CUS Cagliari Official sono i nostri contatti, pagina Facebook e account Instagram. Grazie a Fabio in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni.
Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS. I consigli di Radiolina